Da domenica prossima la tratta navale Porto Empedocle-Lampedusa dovrebbe essere assicurata dalla motonave Sansovino. Questa è la decisione presa dalla Compagnia delle Isole dopo l'avaria nei giorni scorsi della Novelli rimasta ferma nel porto empedocrino. Sulla motonave attualmente impiegata nel mare Adriatico, il sindaco di Lampedusa e Linosa Giusy Nicolini chiede garanzie alla regione. Chiediamo, dichiara in una nota il sindaco, rassicurazioni sull'idoneità di questa nave di cui non sappiamo nulla. In ogni caso, aggiunge il sindaco, per non avere ulteriori spiacevoli sorprese nel bel mezzo della stagione turistica, continuiamo a ritenere più sensato che si reperisca una nave a noleggio, come si fece con l'Aurelia della Tirrena in occasione della visita del Papa lo scorso anno. Ciò che preoccupa gli amministratori comunali delle isole agrigentine sarebbe la limitata velocità di crociera della Sansovino, che non sarebbe superiore alle 10 miglia orarie. Da convenzione, invece, il servizio di collegamento marittimo dovrebbe essere espletato con imbarcazioni capaci di garantire una velocità minima di 16 miglia orarie.